C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Andiamo dunque a vedere le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 7.069 test e tamponi sono state riscontrate 585 positività al Covid-19. Nel dettaglio, su 4.176 tamponi molecolari sono stati rilevati 179 nuovi contagi. 2.893 invece i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 406 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 141. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 3 persone. Cambiamo completamente argomento. Una sorprendente affluenza di pubblico curioso e partecipe ha animato il primo evento Opus Loci nella Tappa Zero che si è svolta ieri a Padova, in cui si è presentato alla platea della fiera campionaria. L'inedito progetto che la Camera di Commercio Pordenone Udine ha avviato alcuni mesi fa per realizzare percorsi di valorizzazione del territorio e dei suoi operatori economici attraverso la messa in rete di 5 siti patrimonio dell'umanità del Friuli Venezia Giulia ha raccolto, tra parole e assaggi speciali, una vera folla di visitatori che hanno girato tra gli stand, i video e le immagini, nonché i percorsi di degustazione di alcuni prodotti delle 24 aziende che hanno aderito a Opus Loci in questa prima fase. Il progetto è realizzato in collaborazione con Promo Turismo FVG, l'ente regionale di promozione turistica, e sostenuto anche dalla regione Friuli Venezia Giulia. Andiamo a chiudere con una notizia da Muggia. Sarà illustrato venerdì 27 maggio alle 15.30 alla Biblioteca Comunale di Muggia il progetto di formazione del personale Area Cultura e della Polizia Municipale, realizzato dall'Associazione De Banfield e da Casa Viola, nell'ambito di Muggia Comunità Amica delle Persone con Demenza, titolo che la Federazione Alzheimer Italia ha già riconosciuto al Comune di Muggia. Questo ulteriore step nel percorso intrapreso dall'amministrazione muggesana porta adesso al riconoscimento del Museo d'Arte Moderna Ugo Carrà quale Museo Dementia Friends, oltre ad implementare il sostegno ai cittadini afflitti da decadimento cognitivo, demenza e malattia di Alzheimer, grazie al coinvolgimento del personale della Polizia Municipale. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.